Complimenti a coach Giuseppe Guadalupi per questa vittoria voluta, strappata negli ultimi minuti, anche con un cambio di decisione arbitrale che ha deciso veramente la partita. Vogliamo partire dall'ultima decisione arbitrale? Esatto, cosa ti sei detti al tavolo? Allora, siamo partiti da 28 secondi e 27. Il fallo è stato chiamato a 1 secondo e 28 e il possesso non era cambiato perché c'è stato rimbalzo, poi la palla l'ha presa Caroe e si è buttato a terra, quindi comunque fallo, non fallo, già ai 24 erano nettamente scaduti. Questa probabilmente è una svista del tavolo. Andiamo alla partita di oggi. Intanto, come avevo detto già, dopo 2 derby, perché poi al di là della classifica i derby sono altre partite dove la classifica non conta, dove tutti ci tengono in vincere. Quindi eravamo abbastanza arrabbiati. Abbiamo cercato di preparare al meglio la partita, sapevamo i loro punti forti. Nel primo tempo abbiamo pagato quei contropiedi 1 contro 0 da canestro nostro, rimessa lunga, li abbiamo pagati, eppure anche questa era una cosa che avevamo visto, però evidentemente sul video, nell'allenamento è una cosa, poi in partita è un'altra cosa. Chiaramente. Devo dire che anche oggi abbiamo avuto Giuliano Lamantia che ci ha tenuto in partita con miglior partita della stagione sicuramente. Miglior partita, ma Giuliano lo sappiamo, quando si accende poi, se fisicamente tiene, quando si accende poi è difficile fermarlo. Abbiamo avuto anche Simone Spina che insomma ormai sta confermando che può rientrare al 100%. Ma anche Ruggero Magri nel finale ha retto la difesa del attacco. Ruggero Magri ha fatto sicuramente una buona partita, ma tutti abbiamo fatto una buona partita. Gianluca Barbera come al solito si è speso in difesa e poi ci ha messo la tripla del pareggio, che è stata quella insomma, che ci ha portato poi alla vittoria. Quindi il vero Gravina è quello dell'ultima parte della gara, la prima diciamo. Questo spero che sia questo. Spero che sia questo il Gravina di oggi, il vero Gravina. E purtroppo viviamo di alti e bassi. Spero che questo sia perché effettivamente sia contro il Plus, già contro l'Alfa abbiamo fatto una partita migliore. Non possiamo essere quelli che hanno giocato contro il Plus. Spero che sia questo il Gravina. Lo vedremo poi dal giorno 4 gennaio della prossima partita. Esatto, quindi auguri di buon Natale a questo punto. Grazie mille, complimenti ancora. Grazie. Ciao Roberto. Ciao. Abbiamo anche Ruggero